Fine fin di vita Domenico, 4 anni di Lampedusa. I genitori sono certi che si tratti di un caso di mala sanità. Gaetano Ravanà. Non è ancora un caso di mala sanità, anche se per i genitori lo è. Ma questo è un altro discorso. Quello che fa più male è che un bambino di appena 4 anni, fatti ieri, Domenico, lampedusano, rischia di morire. Il piccolo, il 29 giugno scorso, si è sentito male. Aveva problemi intestinali, ma visto che la situazione non migliorava, i genitori lo hanno portato al Garibaldi di Catania. Qui i medici, dopo averlo visitato, lo hanno dimesso perché non c'era nulla di particolare. Dopo qualche giorno però il bimbo non migliorava, pertanto è stato riportato al Garibaldi nuovo, ma ancora una volta i medici lo hanno mandato a casa dicendo che non c'era nulla di anormale. L'odissea di Domenico era solo all'inizio. I genitori, constatando che il bimbo continuava a stare male, lo hanno portato all'ospedale San Marco, dove è stato sottoposto ad esami di laboratorio. La risposta è stata che il bimbo aveva il glucosio e il sodio basso. Gli inseriscono anche un sondino, come dicono i genitori, ma la situazione peggiore e Domenico in piena notte è trasferito al Policlinico di Catania. Il bimbo si aggrava sempre più e viene trasferito all'ospedale di Messina, dove Domenico viene colto da arresto cardiaco. Infatti gli si sono infettati tutti gli organi. Per i genitori il batterio lo ha preso in ospedale, così che viene trasferito al nosocomio di Taormina. Le sue condizioni sono gravissime, i medici hanno diagnosticato un edema al cervello, adesso verrà sottoposto ad elettroencefalogramma. Se risulterà piatto, i medici hanno fatto sapere che potrebbero staccare le spine. Io l'ho La portato mamma, Amber solamente perché Cucina, aveva un virus però non ci sta e ha intestinale. lanciato un Come appello via consideri i Facebook. bimbi? Perché mio figlio si ritrova là tutto intubato in fin di vita e sta per morire? Oggi ha fatto 4 anni, se qualcuno sente il mio grido di una mamma che ha bisogno di dottori, ha bisogno di aiuto, vi prego, se sapete come curare questo edema cerebrale, vi prego, siamo a Taormina. C'è stato troppo silenzio poi, nessuno ha detto che Domenico è arrivato da Catania in fin di vita, perché hanno fatto questo a mio figlio? Perché sono stati dei macellai? Vi prego, qualsiasi persona senta un grido di questa mamma, io ho bisogno di qualcuno competente, qualcuno che può dire cucina, io sono Ambra, mi chiamo Ambra, piacere, che può dire vado avanti, io mi sento che mio figlio ha bisogno di me e sola non ce la faccio. Io prego molto il Signore, fino ad oggi è qui, ma ho bisogno anche di voi, ho bisogno di qualche dottore, qualcuno competente per la testa. Domenico ha questo edema cerebrale adesso, ma gli organi gli sono curati. Io vorrei solo una cosa, che comunque andrà a finire. Negli ospedali ci vogliono le telecamere, anche negli asili, perché non è giusto che la mamma porti il proprio figlio per curarlo, perché aveva un virus intestinale e mi esce mio figlio in fin di vita.